Buongiorno a tutti ragazzi, questa settimana stiamo vivendo davvero un eccezionale caldo dal punto di vista climatico. Le temperature sono fortemente in aumento e quindi ci sono tante città che stanno raggiungendo temperature davvero pazzesche. Non accadeva da quasi 100 anni e quindi ecco quali saranno le città maggiormente colpite nei prossimi giorni. In effetti sarà tutto il nord Italia a essere coinvolto in questa pazzesca ondata di calore, chiamiamola così. Quindi in effetti sarà il nord Italia che avrà la peggio in questa settimana, in effetti. Quindi si prevedono temperature in Piemonte, Lombardia, oltre i 40 gradi tranquillamente, quindi non si respirerà sicuramente di notte perché l'umidità peggiorerà la situazione, quindi si raccomanda a tutti di non uscire nelle ore più centrali, dalle 11:30 fino alle 5:30, 6, di non uscire di casa perché si potrebbero avere malori. Quindi per le persone anziane, bambini, persone un po' malate è meglio non correre questo pericolo e rimanere a casa perché l'ondata che arriverà sarà davvero molto molto pesante. Diverso invece al sud dove le temperature, guarda caso, si manterranno sui 36-37 gradi, quindi rispetto al nord staremo un po' più freschi noi del sud, a parte la Sicilia dove, come avevamo già detto in precedenza, si potrà avere anche un 43-47 gradi, quindi nelle zone interne della Sicilia, al massimo della Calabria. Quindi per quanto invece riguarda la Campania, la Puglia, il Molise, regioni qua, la temperatura si manterrà ancora un pochino sotto la media rispetto al nord. In effetti al nord si potrà toccare tranquillamente 43 gradi, quindi immaginiamo l'umidità a 43 gradi viene percepita una temperatura secondo me di 50 gradi ed oltre. Quindi ci aspettano notti di afa, quindi hanno dato tipo un'allerta climatica a livello delle persone per non farli uscire, quindi un'allerta tipo meteo però a livello di ondata di calore. Quindi, quindi in effetti il nord e centro, centro nord saranno tartarsati da questa ondata di calore, mentre il sud rimarrà un po' sotto la media, a parte la Sicilia che vabbè, ma in Sicilia si sta sempre, è sempre un po' in più, quindi a parte la Sicilia tutto il sud rimarrà sui 37-38 gradi, quindi 4-5 gradi in meno del nord, quindi sarà il nord questa settimana da bollino nero. Quindi come sempre vi raccomando di bere, massima attenzione, quindi si può andare facilmente vicino al colpo di calore, quindi vi potreste sentire male, quindi evitate queste uscite se non sono necessarie proprio. Quindi come sempre vi auguro una buona giornata, fate attenzione, non rimanete bambini in macchina oppure a cani, gatti, tante volte la gente per andare a fare le compere rimane il cane in auto oppure il bambino, quindi evitate queste cose perché non si scherza su queste cose, con questo caldo non potete rimanere il cane in macchina mentre andate a fare, che ne so, una compera, oppure rimanere 10 minuti bambini in macchina e andare a comprare qualcosa al supermercato. Quindi ve lo sconsiglio, che poi ognuno è padrone di fare ciò che vuole, però siccome ogni anno si ripete sempre qualche tragedia, quindi è meglio ripetere la cosa, no, è sempre buono. Quindi quando andate a fare le compere non portate bambini o portate cane, oppure se li portate portatele con voi dentro al supermercato, ma non rimanete nessun
tipo di persona o animale dentro l'auto ad aspettarvi, quindi perché a meno che non sia un luogo ventilato e diciamo al fresco, non a sole. Quindi vi auguro una buona giornata, buon appetito e un saluto da parte mia a tutti quanti voi. Ciao ragazzi.